Troppe auto che sfrecciano a folle velocità in centro paese e solo 2 vigili, di cui uno part-time in servizio per pattugliare l'intero territorio comunale. E così il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, dopo aver verificato la scarsa efficacia dei dossi di rallentamento, pensa all'ipotesi di installare nel cuore del paese i T-Red. Quelli di ultima generazione, sia chiaro, che producono filmati ben nitidi e dotati di una buona tolleranza rispetto ai limiti. Il dubbio però è che ai rossanesi la cosa non piaccia e allora ecco che il primo cittadino sceglie di sondare gli umori con un quesito online. Siete d'accordo, chiede Morena Martini, nell'acquistare i T-Red per fermare con le multe i pirati delle nostre strade? Abbiamo lanciato questo sondaggio per capire se i miei concittadini sono d'accordo o no all'installazione di strumenti di controllo stradale. Perché? Perché è uno strumento che va a toccare le tasche delle persone. In questo momento di grande difficoltà è importante per noi capire anche la sensazione della gente e che cosa la gente pensa a questo riguardo. Al momento in cui scriviamo, i cittadini di Rossano sono orientati nettamente verso il sì all'installazione dei T-Red, ma in molti stanno esprimendo anche perplessità e dubbi. Le osservazioni che hanno portato sia le persone che hanno risposto sì, sia le persone che non sono d'accordo, sono state utilissime non solo all'amministrazione ma anche ai comandanti dei vigili per capire la percezione della sicurezza che hanno i miei concittadini nei confronti della tutela delle strade. E non è la prima volta che Morena Martini sceglie di sondare online l'opinione dei suoi concittadini. Nel sito del nostro comune era già stato avviato un sondaggio per decidere insieme il colore delle scuole. Tante volte noi amministratori non arriviamo laddove ci sono magari gli occhi di chi vive la strada, di chi vive il proprio quartiere. E leggere, stare attenti, spulciare e poi delegare gli uffici a risolvere i problemi, penso che questo sia il vero ruolo del sindaco.